opportuno in questa mia, penso sia una delle ultime conferenze che presenterò qui in provincia di Treviso, dare la possibilità a un giovane imprenditore trevigiano, un giovane talento che ha dimostrato anche con l'azienda che ha già avuto anche il suo successo, che ha avuto anche il suo diciamo, impatto, perché quando ci sono condizioni nuove di mercato voi sapete che si creano sempre delle turbative, però questa è la dimostrazione che Stefano assieme al suo staff è sicuramente una persona che sta cogliendo quelle nuove grandi potenzialità che esistono nel nostro territorio e gli auguro veramente di poter creare quelle condizioni per arricchire ancora di più il panorama dell'offerta trevigiana, soprattutto in questo momento. Io credo se i tedeschi, austriaci o anche inglesi vedono queste biciclette a mettere a disposizione perché possano vivere e poi rivivere quando ritornano a casa questa meravigliosa esperienza, credo che sia una cosa stupenda per le proprie conoscenze e per la propria diciamo, esperienza che possono determinare con queste tecnologie. Per cui grazie Stefano per quello che stai facendo per la provincia di Treviso, per il nostro territorio, per le nostre economie, e se vuoi magari tu spiegare in maniera più tecnica la tua applicazione, vedo che hai anche dei collaboratori che ci siamo già incontrati in qualche occasione. Sì, fedeli, questo devo dire che senza la presenza innanzitutto dello staff non avrei potuto realizzare tanti progetti che mi hanno messo in evidenza in questi anni, quindi diciamo che le idee, oltre a dare un messaggio positivo a quello che è il mio territorio, fanno, scusate, un altro collaboratore questo fanno in modo di creare una sintonia lavorativa e un gruppo forte, insomma, perché penso che l'importante per ogni progetto sia quello alla base di lavorare tutti per un obiettivo comune. Perché Social Bike Adventure? Io sono appassionato di bici da tanti anni e ho pensato di utilizzare questa mia passione sì per valorizzare e creare qualcosa di innovativo per un potenziale seguito di pubblico, ma anche per dimostrare a moltissime aziende venete che esistono degli strumenti che possono fare in modo di dare una visibilità alle loro attività, ai loro prodotti in una maniera veramente forte, mettendo assieme tutti gli elementi. E lo dico con un po' di rammarico, diciamo che c'è ancora un po' il freno a mano tirato, no? Sotto questo aspetto sia in regione che in provincia, quindi mi auguro che Social Bike Adventure faccia capire che è fondamentale raccontare attraverso i nuovi canali la propria storia. Quando si ha una storia da raccontare abbiamo lo strumento di marketing più potente esistente ad oggi.